chiuso per le due squadre che andranno a giocare la prima semifinale della Coppa Endas di Vicenza. Serbia United in maglia granata e il Real Mantovano maglia grigia con i portieri rosa a sfidarsi. Ha finito, quindi si può partire. Il signor Iarrizzo dal via, recupera lo Serbia United, si fa vedere Popovic sulla destra, lo scambio ancora era per il numero 10. Dentro c'è Mecenero, capitano Pedrac Djordjevic con maglia numero 7, Dobroseljevic recupera il pallone, calciare, trova il vantaggio con un rasoterra dalla distanza. Igor Dobroseljevic che manda il gol alla famiglia, il cuoricino per i figli e la compagna qui in Mantovano. C'è dentro Arlind Haidari, maglia numero 4, quindi intanto Leutrim fa ripartire per Arlind Haidari che fa sfilare il pallone verso Dobroseljevic che va lungo del 4, numero 3 del Real Mantovano dietro per Mecenero, lo scambio con Leutrim, il tiro e il gol che va a togliere la ragnatela, un destro perfetto quello di Matteo Mecenero che trova il 2-0 Real Mantovano al 13° minuto. Vediamo nel replay, ottima la giocata, c'è stata bene la finta di Mecenero che ha eluso l'intervento difensivo di Milos Pavlovic, un controbreak allora ora per il Serbia United, palla per Turkolovic, il tiro, il gol che riapre la sfida con il capitano Predrag Djordjevic che mette dentro sul servizio di Milos Popovic. Passato un minuto che può avanzare con il numero 9 Kvetkovic e poi il destro, il passaggio comodo per Haidari che gira l'alto verso Mecenero, Mecenero va a puntare Turkolovic, Mecenero il tid, giro palla verso Dobroseljevic con Felipe che scarica il pallone al 10, Dobroseljevic, Milan Popovic, battuto il fallo laterale in velocità da Serbia United, la risposta di Dallago e poi Mir sta solo alla dialettica, dato palla per Arlind Haidari che si accentra, scarica il destro del passaggio, già battuto il laterale con Dobroseljevic che lotta per prendersi il pallone per Petrovic appena entrato, Popovic va a calciare direttamente tra le mani, però esce tutto quanto Dobroseljevic che esce bene dalla propria area, Dobroseljevic il tocco per Mirko Bicego in conto a cercare di far uscire il Real Mantovano, pressione altissima quella del Serbia United, palla lunga tenuta in campo da Arlind Haidari, poi il tocco sotto porta del numero 8 Leutrim Lushaku, ha fatto tutto da Dio Arlind Haidari, poi ha messo un pallone sul secondo palo, tocco morbido di Leutrim. Un Real Mantovano che ha battuto un corner con Dobroseljevic, palla per Mecenero, il tocco ancora, poi il gol, fotocopia Ctrl C Ctrl V del gol del primo tempo, meno spettacolare ma sempre efficace questa volta Mecenero che firma il 4-1, 2 minuti sul cronometro di questa ripresa, si porta sul, non c'è il corner, può ripartire il Real Mantovano con Felipe che si accentra, va a scaricare il destro che si infila sul palo lontano, il 5-1 firmato proprio dal numero 5 del Real Mantovano Felipe. Qui l'errore però un po' anche del portiere che si è tuffato in netto ritardo, non ha come. Vediamo ora come cercherà di reagire qui bene Popovic, il tiro che trova il giocatore numero 3 con la maglia granata, qui l'errore intanto recuperato la palla da Arlind Haidari, lo scambio, il tiro in Haidari recupera il pallone in scivolata, l'apertura della parte opposta per Mecenero, Mecenero lo scambio per De Grossoli che vuole il gioco per Felipe, lo scambio a sinistra per De Grossoli che va a calciare Bicego. Beh, ma li farà a dicembre però, quindi ne ha ancora 49 il buon Mirko Bicego, qui intanto il palo e poi sotto misura Milos Popovic firma il gol del 2-5. Rivediamo qui nel replay, c'è stata anche forse una deviazione, il palo aveva negato il gol a Milan Popovic, poi Milos ha trovato a porta vuota il sigillo 2-5, recupera il pallone intanto Milan Popovic che corre verso il fondo, Turkolovic fermato però dall'ottimo intervento di Pangallo, ancora Milan, scontreranno più tardi nella seconda semifinale
Intanto la palla per Turkulovic, dal lago però è un muro, e poi Arlidali che riparte veloce da parte opposta del campo, va a caricare il pallone per Mirko Bicego, che volata dal Nov Kvetkovic, già battuto l'auto, palla per Bicego! Il classe 75, un po' come a scrollarsi di dosso e a dire finalmente l'ho fatto anche io quest'oggi. Il gol, il bomber Mirko Bicego. La squadra di mister Marco Longo, che potrebbe anche allungare con Dobrosaljevic, che serve ancora per Bicego, che va a calciare. Daniel Kvetkovic con la maglia numero 9 ha visto che sono arrivate le birre, perché non mi sembra di aver visto nessun cartellino, però secondo me il sapore della birra lo ha sentito, nonostante fossero ancora chiuse le lettine. Dobrosaljevic apre per Ali Neidari e confeziona il 7-2 pro Real Mantovano, in contropiede da braccio poi da Neidari. Dobrosaljevic che viene richiamato in panchina tra gli applausi dei compagni, rientra in campo, aspetta la corrente Milos, che viene fermato ancora per la palla per Serbia United, quella palla che resta lì, e poi Nicola Del Lago resta lì. Voleva forse un tocco di mano, chissà Tessaro, se la ride, ha fatto continuare il direttore di gara. Intanto il pallone vivo, perché è bravo Milan Popovic ad avanzare, lo scambio per Djordjevic, il capitano mette dentro il pallone del 3-7. Mancano però 2 minuti, difficile che possano recuperare i serbi. Buona comunque l'azione a liberare Djordjevic sulla destra. A Kostic, Djordjevic, Milos Popovic, palla per Kostic e firma il -3. Dragan Kostic si è acceso, ma troppo tardi. La formazione del Serbia United che si porta sul -3, si arrabbia Nicola Del Lago con mister. Il tempo è scaduto, vedremo ancora quanto si continuerà a giocare. Palla intanto scodellato avanti per Leutrim, che avanza. Leutrim fermato, Dobrosaljevic per Leutrim, Dobrosaljevic e il gol che chiude la partita, con il Real Mantovano che sale sull'8 volante, firma l'8-4 con Dobrosaljevic. Allora possiamo dire che davvero è finita qui. Manca soltanto il triplice fischio per il the end di questa sfida. Evic che scarica su Kostic, e proprio sul tiro arriva il triplice fischio finale, che manda in finale il Real Mantovano di capitano Del Lago, del tecnico Tiziano Marco Longo, che domani tornerà qui in campo alla Belbotti Arena e sfiderà una tra Vedo e Futsal Città di Malo.